del vino è sicuramente uno degli argomenti preferiti per i vicentini e in generale per tutti i veneti. Lo sa bene una vicentina doc, è proprio il caso di dirlo, Valentina Zanella, che lavora nel settore ormai da diversi anni e che ha un blog, The Wine is Soul, dove dispensa consigli tra etichette e convivialità. Allora, io sono il Trade Hospitality Manager in un'azienda vinicola e mi occupo anche di comunicazione nel mondo del vino tramite il mio blog The Wine is Soul. Il mio background parte dall'università dove ho studiato comunicazione per poi fare un master in retail management e marketing. Ho lavorato per un periodo nel mondo dei diamanti all'estero, ero in Belgio, per poi tornare in Italia e iniziare a lavorare nel mondo del vino. Il settore del vino è in continua evoluzione, sta crescendo moltissimo negli ultimi anni, sta diventando anche trendy e fashion e lo sviluppo è non solo nelle quote di mercato e nell'interesse delle persone, ma soprattutto anche l'interesse delle donne che sta crescendo e stanno dimostrando di voler fare parte sempre di più di questo mondo. Infatti i dati ci raccontano che per esempio all'AIS, l'Associazione Italiana Sommelier, il numero di donne negli ultimi anni è cresciuto in maniera quasi esponenziale. Il mercato sta crescendo, i vini italiani stanno crescendo all'estero e nel mondo e i vini del nostro territorio, del Veneto, anche della zona di Vicenza, stanno avendo un ottimo successo. The Wine is Soul è il mio progetto personale, è una sorta di diario, è nato come un diario attraverso il quale io tenevo, diciamo, le note di degustazione dei vini che assaggiavo all'inizio del mio percorso e un po' alla volta poi ho notato che la cosa cominciava a funzionare, vedevo che le persone dimostravano dell'interesse per le cose che io pubblicavo e quindi ho deciso di farla diventare una cosa un po' più importante, più consistente. Pubblico più o meno ogni altro giorno dei contenuti relativi al mondo del vino, che possono essere delle note di degustazione appunto, oppure anche dei pensieri o dei momenti tratti dal mio lavoro, che è appunto nell'ambito del vino, e per discuterne e creare dei momenti, degli spunti di discussione con questa piccola community che si è venuta a creare. La cosa interessante è il confronto e il dibattito che poi si crea e che quindi ti permette di scambiarti opinioni con delle persone anche molto lontane in termini di gusti e di età a volte, perché mi capita di scambiare delle opinioni con persone che magari hanno 19-20 anni, ma anche con persone molto più grandi che hanno molto magari più esperienza nel settore e quindi ti possono insegnare un sacco di cose. Se dovessi consigliare un vino per le gatte vicentine sarebbe sicuramente il 3 Rosé di Marco Buvoli, che è un vicentino, produce metodo classico, intrigantissimo nella zona di Gambugliano, assolutamente da provare soprattutto in vista dell'estate.